Lunghe file al San Gaetano per la prima lezione dedicata a Van Gogh, che dà ufficialmente avvio alla galassia di eventi collegati alla grande mostra organizzata dal critico trevigiano Marco Goldini, in programma a Padova ad ottobre. Tutti esauriti i 250 posti dell'Aula Magna del Centro Culturale per ascoltare il curatore, in prima fila anche il sindaco di Padova, Sergio Giordani. La prima lezione è dedicata al tema dell'artista, del pittore come eroe, ed è un po' l'introduzione a tutta la mostra, quindi dietro a questo concetto, a questa idea così del pittore che anticipa il futuro è costruita tutta la mostra. Intanto la mostra Van Gogh, i colori della vita, fa registrare già numeri da record. In appena pochi giorni di apertura straordinaria di prevendite sono già stati venduti oltre 5.000 biglietti. Un esperimento per la linea d'ombra che per la prima volta ha deciso di anticipare con un'apertura straordinaria la prevendita ufficiale, che sarà invece ad aprile. Ma le novità non sono finite qui, perché in Olanda, al Museo Kröller-Müller di Otterlo, dopo aver annunciato una settimana fa l'arrivo di 125 opere, Marco Goldini è riuscito ad ottenere anche il prestito di un altro capolavoro. Questa volta si tratta del maestro del post-impressionismo Paul Signac. Non è detto che non siano anche di più, perché sto lavorando ancora a 2 o 3 prestiti, quindi potremmo anche forse arrivare anche verso le 130 opere, comunque diciamo che sarà un numero compreso fra 125 e 130.